Coronavirus pesa moltissimo, visto e considerato che stiamo parlando anche qui di un cataclisma che arriva ad esempio a Venezia dopo la partita della grande alluvione. Parla di cataclisma il governatore del Veneto Zaia. Le calamità in questione sono l'acqua granda di novembre, prima, e il coronavirus ora, che stanno creando pesanti ripercussioni sul turismo della regione e in particolar modo sulla città di Venezia. La flessione già si vede in un periodo clou come quello del Carnevale, ma non c'è nessun motivo per non venire, continua il presidente del Veneto, che spiega come ancora oggi, a 3 mesi di distanza, si sentano le conseguenze dell'alluvione dello scorso autunno. Abbiamo già avuto una comunicazione negativa purtroppo a livello internazionale sull'alluvione, ci sono ancora cittadini del mondo che pensano che a Venezia ci sia l'acqua nei palazzi. Dall'altro coronavirus comunque con i blocchi aerei e con tutto quello che ne deriva deprime ancora gli arrivi. Spero che tutto questo passi e si torni alla normalità. Il turismo ha bisogno di semplificazione, di restare sul mercato e avere i vantaggi dei nostri competitor, spiega poi Zaia, che chiama in causa il governo. Davanti alla più grande industria che c'è in Italia, che è quella del turismo, davanti alla regione che è la più grande regione per turismo a livello nazionale con 18 miliardi di fatturato all'anno, non è che dobbiamo chiedere, penso che il governo debba avere come priorità questa, che non è sicuramente quella di pensare ad alzare l'IVA o altre menate del genere. In questo momento bisogna non complicare la vita agli operatori e fare in modo che i turisti tornino. Luca Zaia ha parlato di fronte allo stand Veneto della BIT di Milano, dove insieme all'assessore Canera ha presentato la nuova app Veneto Outdoor, che fornisce indicazioni su percorsi e sentieri della regione, aiutando l'escursionista a raggiungere ovunque si trovi la meta prescelta, prima in auto e poi lungo tutto l'itinerario, a piedi, a cavallo o in bici. Digito, mi dà già i percorsi, dico ok, mi dà già la caratteristica facile, mi dà i dislivelli e tutto, e si va in passeggiata e in navigazione direttamente.